Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show sul social speciale elezioni. Riprendiamo meglio, perché la campagna elettorale dalle regionali alle amministrative e quindi alle comunali il passo è breve. Abbiamo graditissima ospite oggi per la puntata odierna, Caterina Argiolas. Ciao Fabrizio, piacere di essere con te qui. Allora, ritroviamo Caterina Argiolas perché è candidata alle elezioni del comune di Monserrato dell'8 e del 9 giugno prossimi nelle liste di Monserrato Metropolitana con Tommaso Locci, candidato sindaco. Innanzitutto ti chiedo come stai, come è nata questa idea di questa nuova avventura per quanto riguarda le comunali a Monserrato, tu che già sei consigliera comunale uscente. Allora, questa nuova avventura è nata ed è maturata in questi anni, i miei anni di opposizione, nei quali non ho potuto che constatare che il candidato sindaco Tommaso Locci ha lavorato, ha realizzato gran parte delle sue linee programmatiche rispetto al 2019, quindi ho pensato che per la comunità di Monserrato, lontano da simpatie, antipatie, personalismi, per la comunità di Monserrato l'unica cosa è la continuità. In questo momento io credo molto nella continuità, nel completamento delle opere, anche quelle già iniziate, quelle che comunque andranno ad essere realizzate nell'immediato. Ho scelto questo progetto per i cittadini di Monserrato e l'ho scelto con entusiasmo, con convinzione, perché con Tommaso abbiamo negli ultimi anni riallacciato i rapporti, trovato dinamiche di confronto e ci siamo conosciuti ancora meglio. Noi ricordo, insomma, tutti ricorderanno che io iniziai con lui nel 2016, quindi ci conoscevamo già, ma io credo che poi dalle esperienze bisogna trarre insegnamenti. Io credo di agire per il bene di quella che è la città di Monserrato, che deve diventare davvero una città metropolitana, e credo che sia bene non interrompere la continuità. Per quanto riguarda la tua candidatura, abbiamo detto nelle file di Monserrato Metropolitana, che di fatto fa il suo esordio in questa competizione elettorale, una lista civica, esattamente come le altre due che compongono, diciamo, la coalizione a supporto del candidato sindaco Tommaso Locci. Ecco, c'è questo modo di dire che è la civicità, cioè il fatto di essere all'interno di liste civiche. Pensi che questo sia il presente, oltre che il futuro della politica, magari locale? Io penso che per quanto riguarda la civicità, chiamiamola così, noi siamo maturi in questo momento. Tutti quelli che si sono candidati e che si stanno candidando in questo progetto sono abbastanza maturi da sapere, forse più del 2016 e ancora di più del 2019, da sapere che per Monserrato c'è bisogno di impegno civico, non fuori dai partiti, ma al di là dei partiti. Quindi possiamo gestirlo, abbiamo la maturità per farlo, e anche la convinzione e la forza. Tu nel 2016 o comunque in quel periodo hai fatto anche l'assessora, quindi con Tommaso Locci, diciamo il primo vagito di Tommaso Locci come sindaco. Che esperienza ti porti dentro e poi che campagna elettorale è stata nel 2019 appunto come candidata sindaca, quindi poi di fatto un'esperienza in prima linea più che all'interno di una coalizione, eri la leader insomma. Allora, l'esperienza da assessora, l'esperienza da consigliera già dal 2016 mi ha formato in maniera veramente importante. Ho conosciuto il tessuto sociale, il vero tessuto sociale di Monserrato, ho conosciuto le sue esigenze, ho toccato con mano anche le fragilità di una comunità che è sempre più esposta a livelli di povertà importanti. Conosco e ho conosciuto in questo percorso dal 2016 ad oggi anche tutte le ricchezze che la comunità ha. Per questo io mi sento abbastanza matura per fare una scelta di campo che ovviamente è criticabile, ci mancherebbe, ma della quale sono convintissima. Nel 2019 ero candidata a sindaca, lo ero con convinzione, mai senza convinzione, faccio sempre tutto con estrema convinzione perché ritenevo di poter essere una figura di svolta. I cittadini democraticamente non mi hanno votata, questo devo prenderne atto, ne ho preso atto, sono anche maturata in questi 5 anni, sai, a volte le cadute ti permettono di raggiungere quei livelli di maturazione tali che ti portano a delle scelte molto più ponderate, molto più sul territorio che basate su se stessi.
eravamo tutti più giovani, più infiammabili, adesso diciamo, abbiamo anche raggiunto un'età che ci permette di essere maturi e di considerare le cose per quelle che sono, non per le dimensioni personali che ne dirigono. Parliamo di temi programmatici, ovviamente tu sei, dicevo, candidata a consigliera comunale. Quali sono i tuoi punti ideali e di forza per coadiuvare, per aiutare la coalizione che sostiene Tommaso Locci nella realizzazione del vostro programma? Io ritengo che la svolta urbanistica sia una necessità per la città di Monserrato, quindi il PUC, che spero, anzi siamo fiduciosi che se dovessimo, facendo tutti gli scongiuri del caso, vincere, siamo fiduciosi che insomma venga approvato, venga posto in essere, perché ovviamente genererà un cambiamento fondamentale della città, permetterà l'espansione, lo sviluppo, le modifiche, tutto quello che comporta da un piano urbanistico comunale. Per il resto non posso nascondere la mia propensione per i giovani, per l'istruzione, per la cultura, per il sociale, che per me è importantissimo e dal quale non mi sono poi mai staccata, perché davvero tutta la mia esperienza quinquennale dal 2019 adesso è stata, diciamo, verso i cittadini e per i cittadini, anche semplicemente per ascoltarli. Quindi su questo io baso gran parte della mia passione politica e del mio intervento sul territorio. Tu sei diciamo, nella vita quotidiana professionale un insegnante e quindi dicevi giustamente tu, è normale che per quella che è la mia forma mentis è orientata verso i giovani. Uno degli elementi, secondo me, cardine, ma è quello che riguarda tutte le città, non solo Monserrato in questo caso, è fare in modo che i giovani si riappropriano della propria comunità, perché vedo che in giro c'è poca gioventù. Io ti devo dire una cosa, quest'estate ho visto di nuovo, per la prima volta dopo tanti anni, i giovani scendere in piazza, partecipare a degli spettacoli, molto criticati sicuramente, non da me che li ho approvati e condivisi e li ho anche frequentati. La verità è questa, che ho visto la popolazione scendere in piazza tra le strade di Monserrato per partecipare agli eventi degli spettacoli. Tutto è perfettibile, tutto va messo a sistema? Assolutamente sì, però sicuramente è innegabile che ci sia stata una svolta anche dal punto di vista proprio dell'aggregazione sociale, della cultura e di tutto ciò che poi porta il cittadino a sentirsi parte di una comunità. Una comunità che però, per quello che vediamo politicamente parlando, si presenta a queste elezioni in maniera abbastanza spaccata. Stava al centro-sinistra, non è un segreto, è diviso in due. Anche il centrodestra in qualche modo è diviso in due, perché Liste Civiche da una parte, tra l'altro il centrodestra che porta al suo interno esponenti che hanno fatto parte anche della maggioranza di Tommaso Locci. Perché questa cristallizzazione e questa separazione? È solo un problema di programmi o c'è anche dell'altro? Credo che sia un bellissimo problema di passione politica. Fino a che rimane una passione dove ci si critica rispetto ai programmi, è una cosa assolutamente naturale, anzi che democraticamente ci deve essere, sarebbe triste il contrario. Quindi vuole dire che ai cittadini di Monserrato interessa la politica, e questo è una cosa che, permettimi di dirti Fabrizio, neanche tanto normale, stiamo assistendo a un astensionismo molto marcato rispetto alle europee, purtroppo spero che non sia così, ma si prevede, alle regionali idem. Quindi speriamo che Monserrato si confermi città passionale, che ama la politica, che ama anche il confronto, ma che, permettimi, non scada mai in personalismi, perché sono inutili e non insegnano niente a nessuno e non danno e ne tolgono niente a nessuno. A chi in queste ore, dopo che tu hai pubblicamente ufficializzato, c'è stata anche l'apertura ufficiale della campagna elettorale in Via del Redentore domenica scorsa, qualcuno ti ha scritto, anche in pubblico lo possiamo dire tranquillamente, ha criticato questa tua scelta. Vogliamo rispondere, anche motivare il perché hai deciso ovviamente di scendere in campo affiancando il candidato sindaco Locci. Io sono assolutamente disponibile a rispondere a tutti, a concordare con tutti degli incontri, soprattutto con i cittadini, ma non rispondo alle critiche sterili. Preferisco di no, perché ho trovato davvero delle critiche sulla persona immotivate, nel senso che tra l'altro da persone dalle quali non mi sarei aspettato di trovarle. Quindi rispondo assolutamente sui programmi, rispondo su tutto quello che sono anche i miei cambiamenti, le mie diversificazioni di vedute, ma non sulle bassezze, su queste no.
Senti, invece per quanto riguarda quello che si vorrà fare, perché nei giorni scorsi ovviamente sta uscendo fuori quello che è il programma della vostra coalizione, molto è stato fatto, queste sono le parole di Tommaso Loci, restano ancora alcune cose importanti, una su tutte, ad esempio l'ecocentro che dovrebbe, insomma, ripeto, io quello che ho sentito e quello che abbiamo visto, c'è il discorso legato eh, al mercato, diciamo, al mercato civico, insomma, tanti progetti da mettere in campo. Tu se dovessi scegliere fare una classifica sugli interventi prioritari. Guarda, io sono assolutamente convinta che tante delle azioni che verranno messe in campo, anzi già messe in campo, semplicemente da, come dire, portare in elaborazione, sono pronte. Questo è innegabile, è oggettivamente riscontrabile, come l'ecocentro che va semplicemente affidata alla gara e poi partirà. L'ecocentro che, guarda, ti voglio parlare di questo perché forse è uno degli argomenti che mi richiedono di più. Cosa succede? Succede che tra il dire e il fare in politica, ma soprattutto nello Stato italiano, esiste una brutta bestia che si chiama burocrazia, che è una cosa che davvero per chi non la tocca per mano, con mano è impossibile forse percepirne la pesantezza e l'immobilismo che la burocrazia genera tra l'intenzione e l'azione. Ora, io devo dare a Tommaso un merito che è quello veramente di intestardirsi e di portare avanti le azioni al di là di ogni burocratese, di ogni anche ufficio che insomma le cose ovviamente la popolazione non lo sa, non lo deve neanche sapere perché sono tecnicismi, ma tutte le delibere, tutte le azioni sono come dire, devono essere convalidate, riviste, ci devono essere conferenze di servizio. Bene, io a Tommaso do questo merito, la testardaggine è un po' il punto di vista dell'imprenditore che va dritto al punto. A proposito di testardaggine, anche tu hai un caratterino molto, molto forte e più di una volta è capitato, quando facevi parte, ma anche poi a distanza, quando tu sei candidata a sindaca, non solo con Tommaso Loci, ma anche con alcuni esponenti. Il fatto, come dicevi prima, anche che la politica possa essere scontro e confronto, però poi arrivare un po' a una sintesi. Assolutamente, mi è capitato di avere confronti, anche piccoli scontri. Poi, insomma, io ho un carattere forte, ma sono molto assertiva, non vado allo scontro, non lo ritengo opportuno né efficace. Però, visto che di Tommaso ne dicono di cotte e di crude, tante volte ci siamo scontrati in questi anni, eppure lui mi ha messo nella sua squadra. Quindi, così decisionista e così, come dire, dittatore non è. Se poi ha deciso che una persona come me, che notoriamente non è una persona che dice di sì così senza ragionare, l'ha messa in squadra. Evidentemente sente che poi il ragionamento, quando è efficace, quando è proattivo, è un ragionamento utile. Dicevamo Monserrato Metropolitana, una lista civica all'interno delle tre che supportano il candidato sindaco. Tu fai parte, diciamo, quelle che possiamo definire, senza nulla togliere altri, le persone di punta, perché appunto vieni comunque dalle esperienze già in consiglio comunale. L'idea di chiamarla Monserrato Metropolitana è perché? Allora, a me è piaciuto subito il nome, ti dico la verità, non l'ho ragionato io, ma l'ho sposato subito. Forse quando l'ho sentito ho pensato che fosse veramente un nome che mi apparteneva. Io ho proprio questa idea di metropolitana, di città, della città di Monserrato che si apre agli studenti, quello che tutti noi diciamo in campagna elettorale, che però piano piano forse è fattibile, anzi senza forse. Quindi il nome per me è perfetto. Poi sul fatto che io sia di punta, guarda, io penso che Fabrizio, quando si rinizia un progetto, si rinizia da capo, quindi ognuno di noi che è candidato in questo progetto ha le stesse opportunità di essere eletto, anche perché i cittadini davvero hanno dimostrato che scelgono le persone. Poi certo, se magari hai fatto bene è possibile che ti riscelgano, però questo non è detto, quindi io penso che siamo tutti di punta in un progetto. Siamo in chiusura, Caterina, ti volevo chiedere ovviamente che campagna elettorale ti aspetti, rispetto magari anche al passato, perché magari dicevi tu, ogni volta è un nuovo inizio e quindi credo che ogni volta, al di là di quello che siamo noi, ci debba essere un approccio diverso, credo. Allora, siamo agli inizi, quindi ancora è presto, anche se siamo agli inizi, ma contemporaneamente anche alla fine, perché non manca molto. Però per adesso non ho visto programmi, ho visto solo critiche sulla persona.
Spero che non sia così, io in genere dagli altri non mi aspetto niente, Fabrizio mi aspetto più da me stessa, quindi sarò io a decidere quale sarà la mia campagna in accordo con tutto il gruppo è una campagna proattiva di azioni e di programma, tutto il resto lo lasciamo agli altri se non hanno argomenti. Allora io grazie, con questa stoccatina ringrazio ovviamente. Fammela passare. Assolutamente sì. Ringrazio di cuore Caterina Argiolas ancora una volta. Grazie Fabrizio, grazie a te. Ricordo ancora una volta candidata nelle elezioni del comune di Monserrato l'8 e il 9 giugno nelle file della lista civica Monserrato Metropolitana a supporto del candidato sindaco Tommaso Locci. Grazie ancora e ci rivediamo presto. Buona serata.